Numerosi cittadini in questi giorni stanno ricevendo delle lettere da parte dell'AICA in quanto hanno avuto delle utenze che poi negli anni hanno cessato e che in ogni caso non utilizzano più. Ecco, voi come associazione di utenti cosa consigliate di fare? Cosa farete, insomma? Cioè, i cittadini che si ricevono queste raccomandate in cui è previsto o in cui AICA invita i cittadini a regolarizzare la propria posizione, quindi stipulando un nuovo contratto, ma chi ha disdetto il contratto anni fa o comunque anche pochi giorni fa, non è importante, c'è il regolamento che prevede che il cittadino può tranquillamente disdire il contratto. In particolare molti hanno disdetto il contratto negli anni precedenti, quando c'era ancora il vecchio gestore. Io raccomando ai cittadini, quando arrivano queste raccomandate, di non tenerne conto perché nulla possono fare. Anche il metodo di paragone, la Tari. La Tari non è un metodo di paragone perché io pago Tari, devo avere anche un contratto idrico. La Tari, mettiamo il caso che molti cittadini in casa non hanno più utenze energetiche, non hanno più mobili e quindi non hanno nemmeno il contratto idrico, è a loro diritto. Quindi non capiamo il motivo, perché cioè, ridurre a queste motivazioni così basse per cercare di fare cassa mi pare un poco esagerato. Vorrei ricordare invece che all'AICA che ci sono ancora 8 comuni che ancora non hanno consegnato le reti. Questo è un modo per far abbassare chiaramente la tariffa. Ci sono ancora 8 comuni che dopo 31 anni dalla legge Galli non hanno ancora i misuratori idrometrici. Cioè, cosa si è fatto in questi anni affinché si potesse regolarizzare queste posizioni che sicuramente portano soldini in cassa all'AICA? Ci sono migliaia e migliaia ancora di utenze idriche a forfait. Dico, le vogliamo aumentare queste utenze idriche, visto che generalmente si parla nei condomini di 3 occupanti per ogni abitazione, ma vogliamo aumentare anche per quanto riguarda il forfait a queste condizioni in modo tale che anche loro paghino in modo un poco giusto? Cioè bisogna intervenire in queste cose in modo tale che il cittadino sia soddisfatto e non i mezzucci puntando sull'ignoranza della gente e sul fatto che la gente non conosce bene il regolamento. Ecco, la vostra associazione è sempre a disposizione per ogni servizio, diciamo, da parte ai cittadini, no? Noi siamo sempre disposti e lo facciamo sempre gratuitamente a ricevere tutte le lamentele dei cittadini e a rispondere caso per caso chiaramente all'AICA. Quello che ci dispiace è aver notato che nonostante ci sia il nuovo consiglio di amministrazione, ancora le associazioni di consumatori non sono state né interpellate né chiamate a un contraddittorio in modo tale da verificare quantomeno come si può fare o come non si può fare per alleviare le bollette dei cittadini. Questo è molto importante e ci dispiace, e lo sottolineo ancora, dopo tanti mesi ancora non abbiamo ricevuto nessun invito a un confronto con il nuovo consiglio direttivo.